A Milano percorriamo ogni giorno strade che portano il nome di qualcuno. Ma chi era davvero? Questo è Non sono solo strade. Via Gustavo Fara si trova nel centro direzionale di Milano, tra la stazione centrale e Porta Nuova, proprio accanto alla Torre Galfa. Il nome sulla targa appartiene a un generale che attraversò oltre 50 anni di storia militare italiana, dalle campagne coloniali alla Prima Guerra Mondiale, per poi compiere una scelta politica che non possiamo ignorare. Gustavo Fara nacque a Orta San Giulio nel 1859. Entrò giovanissimo nell'Accademia Militare di Modena e ne uscì sottotenente dei Bersaglieri, un corpo al quale sarebbe rimasto legato per tutta la vita. Nel 1888 partì volontario per l'Eritrea. Comandò i reparti di soldati africani arruolati nell'esercito coloniale italiano. Tornato in patria, dopo essersi ammalato di malaria, riprese la carriera militare. Nel 1911 fu inviato in Libia alla guida dell'11° Reggimento Bersaglieri. Durante una spedizione nel deserto, il suo reparto si trovò accerchiato. Fara dispose gli uomini in quadrato e resistette agli attacchi fino a sera. Luigi Cadorna lo definì un vero soldato. Durante la Prima Guerra Mondiale combatté sul Sabotino, dove rimase ferito, sull'Isonzo, sul Monte Grappa e sul Piave. Anche dopo essere stato colpito, chiese di tornare al fronte. La sua storia però non termina con la divisa dell'esercito. Congedato nel 1920, Fara si avvicinò al fascismo. Partecipò alla marcia su Roma, divenne comandante e ispettore della milizia fascista e nel 1928 fu nominato senatore del Regno. Non fu quindi soltanto un militare celebrato, scelse consapevolmente di sostenere il regime appena nato. Morì nel 1936, lasciando una biografia fatta di coraggio militare, guerre coloniali e responsabilità politiche. Adesso quella targa non è più soltanto un nome, è una storia. E Milano, ancora una volta, ha qualcosa da raccontare.